posso dire due cose. Certo. La prima, prendendo spunto da Aldo, seria più breve parlare potremmo anche parlare veneziano, ma non tutti capiscono perfettamente il veneziano. Lo so, però sai. Una parentesi, seconda cosa, è a casa del Corto Maltese. La casa di Corto Maltese È libera. è libera. Interessante. Il Corto Maltese. Però Informa. bisogna che vieni che si possa spiegare bene insieme. Certo, ma tu. Perché c'è a pagamento, chiaramente. È ovvio che è pagamento, non vogliamo mica le cose, siamo ingenui, ma non pensiamo che dire le cose che gratis, Però non si sa quanto. Però se venissi magari a parlare. Sì. Tu dimmi con chi devo parlare, io vengo subito. Io ho due domande. Sì. La prima è la giornalista, la seconda. Sì. La prima è questa. Fatto salvo il riciclaggio dello sport. Come intendete finanziarli? Allora sì, ospitare è una bellissima domanda. Costa non solo produrre cultura, ospitare cultura ha già un costo. Questa è una bellissima domanda. La seconda domanda invece, no, non è una domanda, è un'osservazione. Io sono d'accordo sul veneziano. Ho un po' un fastidio quando leggo i social forum in internet veneziani, la gente parla in veneziano, non sa scrivere. Una cosa da mal di fegato. Sì, certo. Ciao, Sera. Cordoni non si sarebbe mai sognato di scrivere quel esatto, sì. Allora sarebbe molto bello un'idea che vi lancio, magari insegnare a questa gente come si scrive. A scrivere in veneziano? Sì. Allora, rispondo ad entrambe le domande, prima una dopo l'altra. Per quanto riguarda i finanziamenti della compagnia di casa, è un punto importante. Come noi pensiamo di raccogliere i fondi per pagare la sede e le attività che ci sono dentro? Noi pensiamo che i soci devono pagare una quota mensile di appartenenza alle attività del circolo. Pensiamo di fare una ricerca di finanziamenti attraverso sponsorizzazioni delle nostre attività. Pensiamo di finanziarci attraverso l'affitto degli spazi del circolo per mostre, convegni, attività di vario tipo. Pensiamo di finanziarci attraverso la partecipazione pagata a corsi di informatica, di cucina, di lingua, di cose varie. È un progetto finanziariamente rischioso, ovviamente, perché non sappiamo né quanti soci avremo, non sappiamo quanti sponsor potremo avere, non sappiamo quante mostre potremo fare nell'arco di un anno, non sappiamo nulla, però è evidente che, almeno io parlo per me, ma penso di interpretare lo spirito di moltissimi della compagnia di calza agli antichi, se fossimo capaci di fare i soldi non saremmo qua. Comunque no, questi sono il panorama da cui noi cerchiamo di ottenere dei finanziamenti. Ovviamente questi finanziamenti sono fidelizzati, come si usa dire modernamente. Abbiamo una parte di finanziamenti. L'appartenenza alla compagnia di calza agli antichi anche per uno sponsor non è un fatto banale come sponsorizzare una società ciclistica, per dire, con tutto il bene che posso volere per i ciclisti, perché ci sono tantissime società ciclistiche e l'unica cosa che possono offrire è di andare a correre in bicicletta. La compagnia di calza agli antichi offre molte cose di più che andare in bicicletta. Quindi nella nostra intenzione, come dico, visionaria e farneticante, esistono dei livelli sia di associazione alla compagnia di calza che di finanziamento per sponsor e soci sostenitori. E questi livelli sono come esemplificati dai 3 colori della compagnia di calza. Poi i termini li andremo a sviluppare nelle prossime settimane. Comunque queste 3 fasce, no? La fascia tricolore, rosso, oro, cremesino, in qualche modo
rappresenta la diversità di appartenenza. Sì, ci sono, se un socio appartiene a una fascia oro, per dire, che è una cosa comprensibile, ha dei benefici, delle agevolazioni di partecipazione alle cene, alle attività del circolo, che riducono di molto l'impegno finanziario. Se uno invece vuole venire una volta ogni tanto, paga le cene a prezzo fisso, diciamo, che comunque sarà sempre un prezzo calmierato rispetto a quelli di mercato abituali negoziali. Spero che sia stato abbastanza chiaramente. Invece, per quanto riguarda la questione dialettologica, sono perfettamente d'accordo.